Presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Santa Chiara Gorizia è stato presentato un importante progetto legato alla valorizzazione dell'orologeria pesarina, una tradizione che unisce artigianato, innovazione e cultura. Il titolo esatto è Pesaris Gorizia, testimonianze di operosità e traguardi di eccellenza nell'orologeria europea. Promosso dall'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto si propone di mettere in luce il patrimonio storico di questo settore, utilizzando nuove modalità di comunicazione e approfondendo le radici di una tradizione secolare. Noi abbiamo una persona che si chiama Remigio Solari, la quale ha inventato gli orologi digitali a scatolicifere e questa invenzione ha portato a prodotti come il termicatore che sono diffusi in tutto il mondo e quindi ha fatto conoscere il nome Solari nel mondo intero. Da questa esperienza praticamente nasce il modo in cui comunico questo tipo di risultato che parla attraverso i manufatti esposti nel museo. Questi manufatti vengono rappresentati in una linea del tempo che noi riteniamo debba essere arricchita da un lato artistico, quindi diventa una linea del tempo artistica che praticamente comunica in maniera, diciamo, sia attraverso le invenzioni, ma soprattutto anche sull'arte pittorica, l'arte scultorea, su tutti i riferimenti artistici che sono stati sviluppati nel mondo. L'iniziativa punta a valorizzare non solo il Museo dell'Orologeria di Pesaris, ma anche a promuovere il dialogo tra tradizione e modernità, sottolineando l'importanza di preservare e comunicare questo prezioso patrimonio culturale. Noi ci auguriamo che questo prodotto che abbiamo oggi viene presentato possa essere utile al Comune di Prato Carnico nell'ambito del rinnovato Museo dell'Orologeria, progetto in corso su fondi PNR che andranno a ampliare gli spazi museali e quindi il percorso espositivo, ma non solo, andranno a sostenere il museo con attività di studi e ricerche e un'aula formativa per i giovani, soprattutto delle scuole superiori e dell'università. Con grande entusiasmo abbiamo accettato di partecipare come partner a questo progetto dell'Associazione Pesarina che, mi permetto di dire, rappresenta una perla preziosa per la nostra regione. A questo progetto hanno partecipato anche 14 studenti del corso di laurea in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni del Dipartimento di Lingua e Letteratura, che proprio in questa sede ha i suoi corsi di laurea. Un evento che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di tutela e innovazione legato a questa eccellenza storica del territorio.